tentacoli della criminalità organizzata pronti ad allungarsi nel territorio bellunese, operazione antimafia dei Carabinieri di Palermo, 11 ordinanze di custodia cautelare, uno degli arrestati si trovava a Cortina. Caso profughi, domani in prefettura a Vicenza, vertice ad alta tensione, i sindaci pronti a portare la loro protesta, lettera del primo cittadino di Cornedo al ministro Piantedosi. Nuova tragedia della strada, 27enne in moto si schianta contro un furgone dopo aver sorpassato un'auto, la tragedia Stra, nulla da fare per il Centauro. Primo caso di febbre dengue in Veneto è stata contratta da un giovane turista che abita a Teolo, rientrato da un viaggio nel sud-est asiatico. Comuni e scontri politici, Selvazzano dentro al capolinea, ieri sera all'ultima seduta del Consiglio non ha approvato il bilancio, scatta il commissariamento, a Castelfranco invece il sindaco Marcon ritira le dimissioni. Era stato rubato nel 1999, i carabinieri recuperano un dipinto del Seicento del pittore olandese Jasper, l'opera riconsegnata al Museo di Palazzo Grimani a Venezia. È un 29enne di Treviso, bassanese d'adozione, ad aver realizzato la tuta spaziale per gli astronauti europei e adesso sogna di testarla nello spazio. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano la cronaca, perché i tentacoli della criminalità organizzata pronti ad allungarsi nel territorio bellunese. Questa la chiave di lettura dell'operazione antimafia dei Carabinieri di Palermo, che hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa, estorsione e tentato omicidio aggravato. Una delle persone arrestate si trovava a Cortina, sentite. Matteo Pandolfo in provincia di Belluno svolgeva l'attività di muratore, uno sfasciato in gergo palermitano, un pesce piccolo, comunque incaricato nel 2021 di fare il guardiano ed esattore della borgata di Sferracavallo, poi caduto in disgrazia e in esilio forzato. Pandolfo è uno degli 11 arrestati alle prime luci dell'alba di oggi nell'ambito di una operazione antimafia dei Carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che si sono spinti fino nella provincia di Belluno per sferrare un nuovo colpo alle famiglie di Tommaso Natale e Partanna Mondello. Ad arrestare e portare nel carcere di Baldenic Matteo Pandolfo, di 47 anni, sono stati i Carabinieri di Palermo, che con il supporto dei colleghi di Cortina hanno rintracciato l'uomo che proprio nell'ordinanza di oltre 300 pagine del GIP viene definito guardiano ed esattore. 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite stamani, 8 in carcere, 3 ai domiciliari con braccialetto elettronico. In carcere è finito tra gli altri il nemico giurato numero 1 di Totò Riina, Michele Michalizzi, di 73 anni. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata con l'aggravante del metodo e delle modalità mafiose, nonché per tentato omicidio aggravato. Sull'operazione è calato il silenzio delle istituzioni bellunesi. Che le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 siano davvero l'obiettivo concreto delle organizzazioni criminali sembra assodato, sia ormai più di un sospetto, tanto più che dalle intercettazioni emerge proprio la volontà di rincorrere fondi e capitali prontamente disponibili come i bandi dell'Unione Europea. I tentacoli di mafia, camorra e 'ndrangheta dal litorale veneziano potrebbero essersi già allungati fino alla montagna e adesso sì, è il caso di alzare la guardia. E con l'emergenza migranti ci spostiamo nel Vicentino, l'abbiamo raccontato, profughi per così dire scaricati davanti ad alcuni comuni appunto del Vicentino, la rabbia dei sindaci che si preparano al summit domani in prefettura, un summit ad alta tensione. Rabbia e frustrazione, così si sentono i sindaci che stanno gestendo quello che considerano un collocamento forzato di alcuni migranti provenienti dai recenti sbarchi. Accoglienza senza averne concordato le misure preventivamente, lamentano i sindaci che fanno i conti con l'assenza di strutture idonee nei loro territori per gruppetti di migranti che ieri sono stati letteralmente scaricati davanti ai loro municipi, addirittura lasciati sulle panchine sotto al sole con in mano un unico documento che riporta i dati autodichiarati dai profughi stessi. Rabbia perché è stata una gestione veramente improvvisata, dittatoriale, che non ha messo i sindaci con le spalle al muro, li ha costretti ad accettare quello che stava succedendo, anche perché ne abbiamo subito un'attività che è inconcepibile, l'abbandono di persone davanti ai comuni
e lasciandoli alle mercé di quello che poteva succedere. E questo fa arrabbiare perché è una situazione che non è possibile gestire in questo modo. Sindaci da Altavilla, Sovizzo, da Cornedo a Castelgomberto che si preparano al summit ad alta tensione previsto per domani in prefettura, dove porteranno le loro ragioni. Innanzitutto capire lo status di queste persone, quanto questa fase emergenziale sarà a carico della mia città per queste 3 persone, auspicando che la prefettura se li riprenda in carico, perché noi non sappiamo gestirli se non per pochi giorni, e poi chiederò spiegazioni su questa modalità di operatività tra il Comune e la prefettura. Dovranno essere chiarite le posizioni dei comuni, dovranno essere poi chiarite le posizioni della prefettura, perché c'è sempre modo e modo di porsi nei confronti dei comuni. La situazione di emergenza che stiamo vivendo, scrive il sindaco di Cornedo in una lettera sfogo indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e l'urgenza di trovare una soluzione al problema non può giustificare questo modus operandi. Stamattina ho scritto al Ministro raccontando semplicemente con parole molto semplici la mia storia da primo cittadino. Ho scritto al Presidente Luca Zaia, quantomeno per capire se questo modus operandi è quello che le istituzioni, 3 istituzioni vorranno intraprendere, e auspicando che nessun altro sindaco abbia la mia stessa esperienza. Intanto da ieri hanno trovato posti di accoglienza tampone ad Altavilla. I profughi sono stati collocati in uno stabile destinato a diventare un centro diurno. A Cornedo, che deve gestire anche la presenza di un minore, fondamentale è stato il supporto della parrocchia, e Castelgomberto ha allestito ad alloggio temporaneo gli spogliatoi dei campi da calcio. La cronaca ci porta ora nel veneziano. Astra, incidente mortale nel primo pomeriggio. Violento scontro tra una moto e un furgone verso le 13 in via Pertile a Astra, lungo la strada che collega le frazioni di Paluello e San Pietro. Ad avere la peggio Enrico Aglione, di 27 anni, che era in sella alla sua moto e che non ce l'ha fatta per la gravità dei traumi riportati. Il ragazzo, che abitava poco distante dal luogo dell'incidente, proveniva da Paluello e procedeva verso San Pietro quando ha trovato sulla sua corsia un furgone che stava entrando in una proprietà privata. La parte retrostante del mezzo era parzialmente sulla carreggiata, ma il 27enne non ha fatto in tempo a evitarlo. È stato sbalzato e poi centrato da un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. È morto sul colpo. Sul posto sono giunti poco dopo i genitori, il sindaco Cacciavillani e il titolare dell'azienda per cui lavorava Enrico, che ha ricordato il ragazzo come generoso e preparato. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Da tempo i residenti denunciano che lungo quella strada si corre troppo, tanto che il comune ha installato dei dissuasori. Rimaniamo a Venezia, perché il comune ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Marco, Mattia e Maria Grazia. Saranno trasmessi in diretta nella nostra emittente dalle 10, domani sera la fiaccolata alle 21:15. Abbiamo valutato l'importanza di dichiarare il lutto cittadino per venerdì durante le esequie delle 3 vittime. Ovviamente noi siamo legati come comunità a queste famiglie, famiglia Potente, la famiglia Zuini, la famiglia Antoniello. Il lutto cittadino è stato proclamato anche dal comune di Santo Stefano di Cadore, che venerdì presenzierà con una rappresentanza ai funerali delle 3 vittime, così come il comune di Marconi, in cui Marco Antoniello era stato residente alcuni anni fa. I funerali saranno celebrati da Don Giuseppe Simoni per volere della famiglia Potente alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea in via Altinia a Favaro. La nostra emittente trasmetterà la funzione in diretta a partire dalle ore 10, anche per facilitare la partecipazione di chi viene da lontano o per i più anziani, viste le temperature elevate di questi giorni. Siamo colpiti nel cuore, colpiti nell'anima. E quello che posso ricordare in questi giorni che ho visto Elena Potente è l'appello che ci ha fatto di essere vicini alle loro famiglie in questo momento. E la forma di domani sera, quella della marcia silenziosa, della fiaccolata che le maestre della scuola materna a Maria Immacolata hanno subito promosso, credo che sia la forma migliore. Chi può venga domani sera, sarà una marcia silenziosa che partirà dalla scuola materna Maria Immacolata della parrocchia Sant'Andrea e si snoderà fino ad Ese
perché le due famiglie erano residenti tra Cassolaro e ovviamente Dese, quindi è un momento in cui la vicinanza è importante per queste famiglie. Intanto il comandante della Polizia Locale di Venezia, Agostini, ha emanato un'ordinanza con modifiche alla viabilità in via Altinia e Cassolaro. Dalle 8:30 alle 13 di venerdì e comunque fino a cessate esigenze sarà vietato transitare e sostare in via Altinia fra il civico 131 e il cimitero di Favaro, eccetto mezzi di soccorso, pronto intervento e veicoli autorizzati. Vietato transitare in via Cassolaro dal civico 2 all'intersezione con via Carezzonico. Cambiamo decisamente argomento. Primo caso di febbre dengue in Veneto. Si tratta di un giovane di Teolo rientrato da poco da un viaggio nel sud-est asiatico. Sentite. Rientrato dalla Thailandia, ha cominciato ad avere febbre alta e forti dolori articolari. È risultato positivo alla febbre dengue un giovane residente a Teolo al rientro da un viaggio insieme ad altri 14 turisti avvenuti tra fine giugno e i primi di luglio. La situazione al momento non presenta particolari criticità di contesto, perché lo scorso anno ci si ricorda, insomma, la West Nile quanto ha colpito proprio la provincia di Padova, e questo primo caso di importazione da un paese tropicale ci permette, come dire, di mettere in pratica le iniziative di prevenzione previste e in un contesto appunto sotto controllo. La febbre dengue viene trasmessa dalla zanzara tigre. Immediatamente è scattata la macchina organizzativa del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 che inizierà la disinfestazione. Per precauzione noi stamattina faremo un controllo per verificare il livello di infestazione da zanzara tigre, perché questa malattia è trasmessa dalle zanzare tigre una volta che si infettano, e se risulterà il controllo positivo, quindi ci saranno zanzare già a partire da questo pomeriggio con gli interventi larvicidi porta a porta di bonifica e larvicidi in pubblica via, e poi stasera, domani sera, venerdì sera, adulticidi, sempre parliamo degli spazi pubblici, si interverrà con gli interventi appunto straordinari di disinfestazione. La zanzara tigre infatti, se punge un soggetto infetto, può a sua volta contagiare altre persone. Il giovane di Teolo è sempre rimasto a casa, attualmente si trova in isolamento fiduciario e fortunatamente non presenta sintomi severi. Viene trasmessa, dicevo, dalla zanzara tigre. I sintomi principali sono febbre, artralgie, che possono essere anche abbastanza fastidiose, infatti viene detta febbre spaccaossa anche. In chi purtroppo ha la sfortuna di ribeccarla, ci sono 4 tipi di virus dengue, 1, 2, 3, 4, uno che prende l'1, diciamo, poi si prende successivamente il 2 e ha maggiore rischio di contrarre delle condizioni chimicamente importanti. Dall'USL 6 le raccomandazioni di adottare tutte le precauzioni domestiche per difendersi dalle zanzare: spalmare sulla pelle repellenti, usare le zanzariere in casa, evitare acqua stagnante nei sottovasi. Rimaniamo nel Padovano e apriamo la pagina politica. È ufficiale, il comune di Selvazzano sarà commissariato. Sono molto delusa, sono molto amareggiata. Ieri sera mi hanno fatto un applauso infinito che porterò nel cuore tutta la vita. L'amarezza all'indomani dell'esito del Consiglio Comunale che ha decretato la fine in anticipo di 10 mesi del suo primo mandato da sindaco di Selvazzano. Giovanna Rossi e la sua giunta decadono e il comune verrà commissariato. Ieri sera la seduta è stata calda e non solo per le temperature record di questi giorni. Avevamo lavorato fino all'ultimo minuto per trovare anche la strada di condivisione, perché il prefetto, prima Sua Eccellenza il dottor Grassi e poi l'attuale Sua Eccellenza il dottor Messina, ci chiedevano di votare favorevolmente questo atto tecnico che è appunto il rendiconto 2022. Come giunta abbiamo recepito i vari desiderata dei consiglieri delle sedute precedenti, pensando di fare addirittura di aggiungere un motivo buono per votare questo rendiconto. Il presidente del Consiglio Comunale, Enoch Soranzo, sostenitore in campagna elettorale della sindaca Rossi, ma da mesi il suo primo rivale, ha sospeso la seduta e ha convocato i capigruppo. Poi il Consiglio è ripreso, ma il bilancio non è stato approvato. È stato decretato, anzi è stato chiesto di votare l'ammissibilità di questo proposta della Giunta, di questo documento che è appunto la proposta e non il documento del rendiconto in sé. La votazione ha dato esito negativo, quindi addirittura non è stato ammesso questo emendamento che abbiamo portato come Giunta. Curioso, lo trovo molto curioso, avrei preferito che si votasse il rendiconto, che si dicesse chiaramente non vogliamo che vengano spesi 1.300.000 euro per i cittadini.
Ora si attende il provvedimento del prefetto Francesco Messina, che farà scattare il commissariamento. Nella primavera del 2024 le elezioni. La sindaca Rossi sta pensando ad una possibile candidatura. Di sicuro credo che i cittadini meritano ancora il mio impegno, e io di sicuro, se ci saranno le condizioni e ci saranno le persone con cui lavorare, perché è fondamentale avere una squadra unita, seria, preparata e che lavora assieme per la città. Esito diverso invece per il comune di Castelfranco Veneto. Il sindaco Stefano Marcon ha annunciato il ritiro delle sue dimissioni, salvando il comune proprio dal commissariamento. Ho ritirato le mie dimissioni con la condizione di andare a chiedere un voto di fiducia al Consiglio Comunale. 18 giorni dopo quel post sui social che aveva provocato un terremoto a Castelfranco e in Lega, Stefano Marcon annuncia il ritiro delle dimissioni protocollate il sabato del congresso regionale. Le segreterie provinciali hanno lavorato per ricomporre la crisi, ma è nel confronto di ogni singolo membro della maggioranza con i cittadini che Marcon intende trovare la strada per proseguire. Il sottoscritto si rimette in gioco. Con questa condizione però voglio che sia espressa un voto di fiducia in Consiglio Comunale, dove ognuno dei consiglieri si assuma la propria responsabilità. Ciascuno si dovrà prendere pubblicamente l'impegno di sostenerlo, mettendolo nero su bianco, votando entro fine mese il documento di fiducia al sindaco, e se sgarrerà ne risponderà direttamente ai cittadini. Perché da famiglia, piaccia o meno, la maggioranza dice si è trasformata in una democrazia, e in democrazia valgono i numeri, anche se si tratta di un solo voto di vantaggio. Quanto ai fuoriusciti da Lega e lista Marcon è netto. Il gruppo misto non è una forza di maggioranza. Poi faranno quello che reputano più opportuno. Loro non sono più, loro fisicamente si siederanno in staccati dalla maggioranza. Marcon riconosce la spalla offerta dal gruppo Punto d'incontro e la buona volontà di Fratelli d'Italia, per il resto va all'attacco. Altre forze di opposizione non hanno ragionato sotto il punto di vista politico, ma forse abbiano ragionato come ragiona il condor quando gira in cerchio attorno alla preda ferita, nella speranza di poterla definitivamente azzannare. Ammette che il post del 24 giugno era parzialmente uno sfogo, invoca in Lega il ritorno a una disciplina di partito senza posizioni personali o fughe in avanti. Quanto all'ipotesi di un reimpasto di giunta a Castelfranco, conclude: Quando avrò la fiducia farò delle valutazioni rispetto anche ad un cambio di passo da parte della Giunta. È emerso anche nel corso delle nostre riunioni in questi giorni che bisogna in qualche modo cambiare passo. Però non anticipo nulla, non voglio che emergano degli agnelli sacrificali piuttosto che dei capri espiatori magari per questo percorso. Voltiamo pagina e torniamo a Venezia, perché un prezioso quadro del 1600 rubato proprio a Venezia nel 1999 è stato ritrovato dai carabinieri. Natura morta con Nautilus, limoni, prosciutto e calice, un olio su tavola di Gerhard Jasper, artista del 1600 tra i più rappresentativi nel campo della natura morta durante il periodo della cosiddetta età dell'oro della pittura olandese, è stato consegnato dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia al direttore regionale dei Musei del Veneto a Palazzo Grimani. La storia giudiziaria del quadro di 59 cm x 74 e le relative indagini iniziano nel giugno del 1999 in un palazzo nobiliare veneziano, dopo la truffa subita da un olandese e da altri antiquari che avevano consegnato ad un gruppo di presunti venditori delle opere d'arte. I responsabili furono poi rintracciati assieme a diverse opere. Tra di loro però non c'era il prezioso dipinto di Gerhard Jasper, oggetto di ricettazione e di una notevole peregrinazione in Italia e all'estero, infine riapparso recentemente prima in un'asta in Germania in cui era rimasto invenduto, poi in una casa d'aste lombarda dove è stato recuperato dai carabinieri. L'antiquario olandese nel frattempo aveva ottenuto un indennizzo dall'assicurazione e a conclusione delle indagini lo scorso febbraio il Tribunale di Brescia ha quindi disposto la confisca del quadro e la sua destinazione al Ministero della Cultura. Ed è un giovane 29enne di Treviso ad aver realizzato la tuta spaziale per gli astronauti europei. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? Abbattere i confini, aprire lo spazio ai sogni
Proprio così Alberto Piovesan è riuscito a diventare l'uomo delle stelle e magari presto riuscirà anche a vederle. Fino, chissà, magari a poter testare in prima persona quella che è la tuta anche spaziale. 29 anni, trevigiano d'origine ma bassanese d'adozione, Alberto Piovesan ha vinto un contest europeo per realizzare la tuta spaziale dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. I primi passi sono stati in dainese, con le tute da moto, arrivando a vestire campioni del calibro di Valentino Rossi. Poi il grande salto, è proprio il caso di dirlo, nello spazio. Ho quasi toccato le stelle attraverso un concorso organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, che era alla ricerca di un nuovo linguaggio, anzi una nuova tuta che fosse immediatamente identificativa di quella che è proprio l'Agenzia Spaziale. Detto fatto, la tuta di Alberto è fra quelle scelte in tutta Europa per diventare la tuta ufficiale dell'ESA. In questa prima fase ci siamo concentrati prima di tutto su quella che era la visual identity, quindi riuscire a garantire una soluzione tecnica ma soprattutto estetica che fosse immediatamente riconoscibile come europea. Perché? Perché ci sono tante sicuramente realtà, anche soprattutto extraeuropee, che stanno crescendo molto in fretta, quindi per prima cosa ci siamo concentrati sull'aspetto estetico. Ora, assieme a quelle che sono le altre proposte, andremo molto probabilmente ad entrare più nel dettaglio di quella che è la tecnologia e la tecnica impiegata in queste tute. Quello che direi ai giovani, che dico a me stesso, è di fare ciò che ci si sente, cioè ciò che ci appartiene. E Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione della peste. Domenica 16 luglio dalle 19 in diretta qui su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la messa. Per questa edizione è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, ci vediamo tra poco con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Buonasera. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Anticiclone meno forte, lo abbiamo visto con l'arrivo di qualche temporale. Instabilità anche nella giornata di giovedì 13 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo nel complesso variabile, avremo rovesci sparsi dapprima sulle zone montane, poi anche in pianura. Migliorerà un po' dappertutto entro la notte. Clima ancora caldo ma con valori in moderata diminuzione, temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo precipitazioni un po' dappertutto, alternate a schiarite. Qualche temporale potrà essere anche forte, in serata tempo più stabile su tutte le zone. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 29-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo probabili rovesci e temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.